Libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Pesca dalla Rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno e buona radio a tutti. Buongiorno radioascoltatori di Radio Libertà. Eccomi qui ancora con voi, sono Luisella Pescatori, per voi detta La Pesca. Mi conoscete per le Armelline della Pesca, che sono un progetto che ho curato per Radio Libertà, un progetto di racconti narrativi. E sono qui oggi per raccontarvi una nuova storia. Questa volta non l'ho scritta io, quantomeno non io da sola. È una storia che inizia 10 anni fa a Torino, dove un gruppo di freelance, un gruppo di professioniste, ha deciso di incontrarsi e da questo incontro è nata una realtà che si chiama Rete al Femminile. Cos'è Rete al Femminile e di cosa si occupa? Ve ne parlerà la mia ospite di oggi, che è Monica Moro. Ciao Monica, benvenuta. Ciao. Ci tengo a dire una cosa e chiedo scusa a tutti i grandi intervistatori del mondo, io do del tu alle mie intervistate, anche perché anche io sono parte di Rete al Femminile e devo dire che da pochissimi mesi sono in rete e ho già sviluppato delle ottime relazioni e anche dei bellissimi progetti professionali. Ma prima di passare la parola a Monica, voglio raccontarvi chi è Monica Moro e cosa faceva prima di entrare in Rete al Femminile. La sua vita è stata un viaggio costante alla scoperta di se stessa e del mondo intorno a sé. Con un dottorato in biologia molecolare e immunologia cellulare, è stata per oltre 20 anni ricercatrice biomedica e si è dedicata alla ricerca sul cancro, sulle malattie infiammatorie e autoimmuni. Ma con il tempo la sua curiosità si è spostata dalla scienza delle cellule alla comprensione dell'animo umano in un nuovo percorso professionale. È qui con noi oggi Monica Moro, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna, interpretata da Ornella Vanoni, perché è proprio attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate che sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è stata scritta da Vanoni con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Totò Savio e Michele Zarrillo. È qui con noi oggi Monica Moro. Nome? Monica. Cognome? Moro. Città? Milano, anche se su LinkedIn mi trovi a Varese. Professione? Coach. Cosa fa il coach? Il coach aiuta le persone a raggiungere un obiettivo, un risultato. È come se ti dicessi dobbiamo andare da A a B, solo che invece di farlo con un mezzo di trasporto preso a noleggio, ti insegna a usare il tuo. E cosa non fa il coach? Non fornisce il mezzo di trasporto, cioè non dà direttive e non dice cosa le persone devono fare. Dunque tu sei anche leadership, fai anche parte della leadership diffusa di Rete al Femminile. Da quanti anni sei in Rete al Femminile? Allora, io sono entrata in Rete al Femminile quando è nata, addirittura prima della formazione dell'associazione nella sua forma attuale, nel 2012-2013. Ci sono rimasta fino al 2016. In quel periodo abbiamo proprio fondato quelli che sono i valori che ancora reggono oggi l'associazione, e poi ci sono rientrata un anno fa proprio perché quel gruppo di splendide donne che sono insieme adesso alla guida di Rete Milano mi hanno invitato a far parte di questo nuovo modello di leadership, che è la leadership diffusa. Che significa? Leadership diffusa è un modello di leadership che prende origine dalla sociocrazia, che Rete al Femminile sta sperimentando dal 2023, ha iniziato il direttivo nazionale e lo sta pian piano estendendo a tutte le altre realtà locali. È un modello di leadership dove, anziché esserci un leader e un vice leader che devono farsi carico di tutta quella che è l'organizzazione, la gestione, la programmazione legata a magari gruppi di donne ampi, a Milano siamo un centinaio di socie, invece ci sono gruppi di persone, 3, 5, 7, 4, dipende dalle realtà, e questo significa che è possibile condividere in modo etico, trasparente e anche
supportante sia il carico di lavoro, perché teniamo presente che è un'associazione, quindi tutto quello che nasce nell'associazione è nel cappello della forma associativa. Quindi ci supportiamo a vicenda e non solo, questo è meravigliosamente possibilista, perché le competenze di diverse persone possono fondersi, contaminarsi, le visioni di diverse persone possono fondersi, contaminarsi, e questo permette di avere una progettualità molto più ampia per la realtà locale. Certo, molto, molto interessante. Questa cosa la sta portando avanti in primis il direttivo nazionale e funziona così bene, è così fluido, permette così tanto di creare anche connessioni tra le diverse realtà locali, che pian pianino vorremmo che diventasse il modello con cui l'intera associazione organizza le proprie realtà locali. Monica ha usato un termine molto gentile, anche perché Rete al Femminile si basa proprio sui valori della gentilezza, come uno dei primi valori è la gentilezza. Ha usato un termine gentile perché ha usato il termine associativo, no? Secondo proprio lo statuto associativo, il che significa, detto in parole semplici, che tutto quello che viene fatto in seno alla rete è a titolo proprio associativo, quindi le professioniste di Rete al Femminile non percepiscono soldi per tutto quello che fanno in seno alla rete, quindi per tutto il contributo che portano, per tutto il valore che portano in seno alla rete, non vengono pagate, ma possono sviluppare insieme progetti, no, per fare business al di fuori della rete. Insomma, non è una associazione di referral marketing, per dire. No, assolutamente. E la cosa bellissima di questo è proprio che c'è la possibilità di donare. Donare il proprio tempo, donare le proprie competenze, donare il proprio supporto, aiutare altre professioniste che magari stanno vivendo un momento di solitudine, perché il freelance vive una strada che per molti aspetti è solitaria, a meno che chiaramente non diventi un imprenditore che guida un'azienda con 50 collaboratori, però Certo. è un percorso. E tra l'altro per mantenere, diciamo, connessa la rete ancora di più tra le diverse realtà locali, si sta studiando di creare questa figura che viene chiamata linker, quindi le linkers, che avevano proprio il compito di mantenere la connessione tra i diversi cerchi di leadership, in modo che ci sia sempre la possibilità per tutte le reti, non solo di creare collaborazioni all'interno della realtà locale, ma anche tra le diverse reti. Infatti in questo programma ci sono diversi ospiti che non sono di Rete Milano. No, infatti, perché Rete al Femminile opera su territorio nazionale e quindi avremo in collegamento le prossime volte anche delle freelance delle altre città, perché appunto lì non è solo Milano e Torino, ci sono altre città. Tra l'altro, se nella vostra città non ci fosse ancora Rete al Femminile, potete andare sul sito di Rete al Femminile e Monica, ce lo ricordi il sito di Rete al Femminile, per favore? www.retealfemminile.it. Okay. Potete andare sul sito di Rete al Femminile e candidarvi per l'apertura di una nuova rete locale nella vostra città. Io direi di approfittare un attimo per spendere 2 parole per il direttivo e salutare sicuramente Barbara Damiani, che Sì. porta avanti tantissime iniziative legate alla crescita del ruolo della donna nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria femminile. Barbara, che avremmo voluto avere qui almeno Ma virtualmente. ce l'avremo. È una forza della natura, come la definiamo Decisamente. noi. Blogger, esperta di SEO, copywriter, ha fondato Casa Mamma Felice, porta avanti un sacco di iniziative legate all'empowerment al femminile, legate al diritto di avere ambizione. Il diritto di osare, il diritto di volere un'educazione finanziaria e tutti aspetti molto importanti per l'affermazione di una freelance Certo. nel mondo di oggi. Sì, anche perché comunque siamo abituati a usare il termine multitasking, no, soprattutto quando si parla di donne. In realtà non è un termine che a noi donne oggettivamente piaccia tantissimo, perché multitasking vuol dire essere mamma, essere moglie, essere madre, ma come vuol dire allora anche essere marito, essere padre, eccetera, eccetera. Secondo me noi donne dovremmo iniziare a
a fregare un po' un modo di ragionare degli uomini che io trovo assolutamente vincente, che è quello invece di essere proprio a compartimenti stagni. Sto facendo una cosa, faccio questa, finisco di fare questa, ne faccio un'altra, no, invece noi donne siamo un po' viste come quelle multitasking, non ci divertiamo in tutta questa faccenda. Non solo non funziona. No, soprattutto non funziona, esatto, perché poi ti manda in tilt. Riprendiamo con le domande a Monica, perché abbiamo un sacco di domande da farle. Allora, perché sei in rete al femminile? Quali sono proprio le parole chiave della tua presenza in rete al femminile? Conoscenza, crescita, condivisione. Cioè sono rientrata perché sentivo proprio il forte bisogno di creare delle relazioni autentiche che nutrono l'anima e, supportare altre donne che vivono la libera professione e l'imprenditoria. Condividere esperienze di vita, professione, formazione. Il mio intento è proprio quello di aiutare a far prosperare questa realtà dove le donne ci sono per le donne, con sinergia, con gentilezza, per prevalere su quella che è la cultura della performance, della competizione e creare quindi occasioni di collaborazione, di sinergia che partendo dalla relazione può anche diventare business, ma può anche diventare amicizia, può diventare pura bellezza dell'essere insieme. È vero, confermo, confermo, ripeto, pur essendo da pochissimo tempo in rete femminile, le cose che sta dicendo Monica vi posso garantire che sono, assolutamente vere. Io sono arrivata, approdata in rete al femminile dopo un periodo di disagio lavorativo, di problemi lavorativi, perché c'era proprio questo senso di solitudine, no, la rete, non è che necessariamente la rete ti viene incontro, ti dà il lavoro, non è questo, ma ti sostiene. La rete è protezione ed è anche condivisione, perché sai che ci sono altre persone che hanno i tuoi stessi problemi, no, e quindi condividi, chiedi informazioni, ti confronti e questo è molto, molto importante, avere qualcuno con cui confrontarsi, sia sul lavoro sia nella vita, no, di tutti i giorni, e sapere che hai un punto di riferimento dove non verrai tradita, dove comunque ti ascoltano, dove comunque c'è una condivisione di intenti è fondamentale perché, ripeto, il mondo del lavoro delle volte ti fa sentire sola, soprattutto, ripeto, noi freelance che, in qualche modo dobbiamo essere un po' il nostro tutto e il nostro lavoro ce lo portiamo ovunque, H24, In senza qualunque ferie, senza in qualunque momento. in qualunque momento, esattamente. Ma Monica, raccontaci cosa volevi fare da bambina invece. Il medico. Ah beh, fantastico, beh, in qualche modo però ci sei riuscita, nel senso che in qualche modo ti prendi cura dell'anima, no, magari non proprio come un medico, ma come un ecografo, un radiologo che sonda e scruta, e scruti l'animo umano. Sì, mettendo insieme i puntini all'indietro, perché come diceva Steve Jobs, i puntini li puoi unire solo all'indietro, adesso che ho tanti anni di, professioni anche diverse alle spalle, mi sono resa conto che il filo rosso che unisce tutti i ruoli professionali che ho ricoperto e tutte le iniziative che ho portato avanti anche al di fuori della professione, hanno sempre avuto come, focus il concetto di guarigione. Non Mh-mh. intesa come, trattamento medico, ma intesa proprio a 360 gradi, in modo olistico, come cambio di prospettiva, come cambio della percezione della realtà, come cambio della percezione del sé e quindi sì, la mia professione attuale è ancora legata a questo concetto. E tu per prima hai effettuato questo cambio, questo salto, perché sei passata da una professione, come abbiam detto prima, di ricercatrice a il coaching, no, e Sì. quindi insomma è molto interessante, cioè questo serve anche a far capire che si può cambiare, non tutti abbiamo delle opportunità, dobbiamo un po' crearcele, un po' crederci, no, ecco, senza ovviamente fare voli pindarici o credere a delle illusioni. O credere a dei sogni irrealizzabili, ma con tanta determinazione, con la forza di volontà, con l'impegno, con lo studio, si può arrivare, si può arrivare. Mare o montagna? Tutti e 2? Perché no? Senti, poesia o prosa? Fino a un po' di tempo fa ti avrei detto secca prosa. Devo dire che sto riscoprendo il valore della poesia. Senti, allora sulla prosa poetica siamo d'accordo. Assolutamente. Poi per Fantastico. come usi tu le parole Io adoro la prosa poetica. Senti, rock o musica classica? tutti e 2, nel senso che a seconda di qual è il mio stato d'animo emotivo ed energetico, ho le playlist per ogni circostanza.
Io studio musica, studio canto pop, quindi però molto anche la classica. Stai attenta a fare queste dichiarazioni che ti chiederò di cantare poi, può essere. Oh dai. Musica classica molto quando lavoro, quando creo, quando faccio attività proprio puramente creativa. Non dirmi che ascolti Bach come me. Non solo l'ascolto, la faccio ascoltare ai miei clienti. Adoro, anch'io. E Bach aveva la caratteristica di comporre in proporzione aurea, il che significa che le melodie di Bach creano una risonanza con quello che è il sistema nervoso umano molto, molto specifica e particolare. È vero, e c'è della magia in tutto questo, ritengo che ci sia della magia. Senti, rispondi bene a questa domanda. Cinema o teatro? Allora, amo moltissimo il teatro. Mio marito Alessandro Testa, di cui magari poi parliamo un attimo, ha recitato in una compagnia amatoriale, quindi amo il teatro. Il teatro è un'esperienza che puoi fare solo in teatro. Il cinema me lo godo molto più volentieri dal divano di casa col pigiamino Con i e la popcorn. copertina e i popcorn. Senti, visto che abbiamo parlato di magia e di cinema, ti ricordo l'appuntamento con Movie Time, la magia del cinema, condotta da Vincent De Maio, che salutiamo e ringraziamo. Io ne approfitto per ringraziare davvero tutta la radio per avermi voluto ancora... Film Matrix? Matrix? No, Film Matrix. Lui Matrix, sì. Film Matrix? Sì. No, scusa, era una domanda che è venuta così. De Maio, Film Matrix, per me è un'associazione. Ma io, guarda, lo invitiamo così, anzi, cioè, diciamo a Vincenzo di invitarti perché siete due esperti di film, tu di Matrix sicuramente. Non perdetevi l'appuntamento con Vincent De Maio e proseguiamo con le No, ma nostre... scusami Luisella, Oh, che sorpresona! Ce Li avete citato, l'abbiamo! no, perché effettivamente viviamo nel Matrix, Ce nella matrice, l'abbiamo! viviamo nel virtuale sotto ogni punto di vista, Concordo. purtroppo. Ci Purtroppo sono perse concordo. ormai le relazioni. Che bella Si vede nel sorpresa! quotidiano. Che bella sorpresa! Ma allora vuoi dire che poi fanno incursione anche i direttori Giovanni Sallusti, che salutiamo, Guido Cainarca, che salutiamo. Dipende, uno è a Roma e quell'altro è... Non possiamo pretendere tanto. Non giro a fare Però li interviste. salutiamo, io vi ringrazio comunque tantissimo per avermi voluto ancora qui con questo progetto al quale io tengo tantissimo. Senti Monica, anni 60, anni 70 o anni 80? Questa è una bellissima domanda. Grazie. Nel senso che... Posso aiutarti? Scusate, qui abbiamo un problema, questo è il bello della diretta, non sappiamo, ok, aspetta, allora, ok, come si fa con le cuffie? Impariamo in diretta come si fa con le cuffie, si rompono e così la radio... No, non c'è niente da rompere, un'altra sono qua, grandissima dai, sorpresa! Un po' come il Tetris, tu hai mai giocato al Tetris? Sì, Capite perché io amo il teatro? Capite perché io voglio fare teatro? In teatro sicuramente non li abbiamo, voce nuda! E Ok. anche col canto hai un microfono però- solo. Soprattutto si improvvisa. Soprattutto si improvvisa, perfetto. Allora, anni 60, 70 o 80? E hanno tutti il loro bello, non c'è niente da sì. fare, Sì. ed è un bel mix. Cioè, ogni periodo ha i suoi lati luce, i suoi lati ombra. Se devo scegliere 70-80, negli 80 ero adolescente. Io degli anni 80 adoravo quella moda assurda Sì, e il fantastico. blu elettrico. Il blu elettrico, mi ricordo, avevo un impermeabile in blu elettrico, queste spalline imbottite, sembravo arrivata dalla luna. A proposito di colori, qual è il tuo colore preferito? E in questo momento rosso e oro. Ah, come il logo del tuo progetto? Corretto. Evolvere dall'anima? Sì, Dopo in ne realtà, parliamo. appunto, è quello che nasce dai miei colori. Ma è sempre stato il tuo preferito come colore? No, fino a un anno fa ti avrei detto blu, elettrico Ah, e vedi argento. anche tu gli anni 80, vedi. Ma perché, come ci insegna anche Emanuela Imperiali, altra mia collega nella leadership, i colori hanno un'energia, una vibrazione, riflettono il nostro mondo interiore, ci sostengono nelle attività quotidiane, quindi c'è proprio una relazione tra chi sei e i colori che ami. Certo, e magari l'avremo ospite telefonicamente nelle prossime puntate, eccetera. Lei si occupa anche di persone altamente sensibili, fa un lavoro meraviglioso con i colori, con le carte, lavora anche molto con la poesia. Devo dire che in Rete al Femminile ci sono delle realtà molto particolari, ci sono delle professioni, mettiamola così, ci sono delle professioniste che si sono reinventati con nuove professioni che sono spendibili, attenzione,
non solo tra privati, anche nelle aziende. Noi come Rete Femminile lavoriamo tantissimo con le aziende. Anch'io sono editor e ghostwriter, mi occupo di comunicazione, di editoria e comunicazione, lavoriamo tantissimo con le aziende, non lavoriamo solo con i privati. Allora, veniamo al segno zodiacale. Ariete ascendente Gemelli. Porca miseria, e questo che cosa ci dice? Di cosa dobbiamo stare attenti? Ci dice che ho una fortissima determinazione che può diventare tranquillamente testardaggine, che mi arrabbio molto in fretta, ma altrettanto in fretta mi passa e non porto rancore. Ho una grandissima chiarezza mentale, un elevato grado di razionalità che sfocia nell'analiticità, ero un buon ricercatore per questo, però è stemperato dal lato creativo e arioso del Gemelli che tira fuori tutta la creatività, il pensiero laterale, la divergenza, la multipotenzialità, tutte le tante cose che amo fare fin troppe volte, cioè devo darci un po' un taglio perché sennò esagero. Allora, veniamo alla domanda tranello. La canzone preferita di Monica Moro? Studiando canto ne ho tante, ce n'è una in particolare che mi lega alla storia con mio marito Alessandro, che è Fireworks di Katy Perry. Allora, siccome lei prima ha detto che canta, adesso ce ne canti 2 note? Ok. Se vuoi, Sì. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards on blue from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screams and no one seems to feel a thing? Andare avanti? Se vuoi, non so, chiediamo alla regia, possiamo andare avanti? Entrate voi con la canzone, no? Andiamo avanti con un'altra domanda. Qual è la tua citazione preferita? Più che una citazione è il titolo di una serie TV in questo momento ed è la luce più importante, è tutta la luce che non vediamo. E cosa non vediamo? Quando parli di luce, uscendo dalla mistica, c'è il concetto ovviamente fisico di luce che ha uno spettro del visibile che è quello che ci permette di percepire i colori, le forme, ciò che vediamo. Al di là di dello spettro del visibile, ci sono tantissime altre frequenze. Come esiste la materia oscura, esiste la luce oscura, che noi non siamo in grado di percepire con gli occhi, ma permea l'intero universo. E non la percepiamo, ma è presente. E pensa che in Kabbalah, che io studio, si dice che il creatore, la creazione, Dio, porta il nome di Ein Sof, che significa il buio, il nero assoluto, proprio perché è immanente e indescrivibile, ma è luce pura. Ein Sof. Ein Sof. È scritto Ein No, Sof. con la Ein. Ein Sof, ok. Caspita, ci vuoi dire 3 sostantivi che ti definiscono? Integrità, coerenza, trasparenza. Ok, adesso vediamo una domanda difficile. La cosa più difficile che sai fare? Coordinare 3 adolescenti / quasi adulte nella gestione della loro vita e impegni quotidiani. Sì, è quasi una mission impossible, ma ne parliamo dopo. Allora, un sogno ricorrente. Allora, in questo momento non ne ho, ce li avevo quando ero più giovane ed erano 2. Sognavo spesso, anche dopo, anche già laureata, che il mio esame di maturità andasse da disastro e che il mio matrimonio andasse da disastro. E mi hanno perseguitato per anni. No comment. Ok. Invece adesso non ne hai più di sogni ricorrenti. No, non ne ho più. E questo cosa vuol dire? Un bene o un male? Dobbiamo Allora, aspettarci il peggio quando finiscono. No, secondo me in particolare quei 2 avevano delle tematiche mie legate al mio subconscio, che erano le pressioni sociali, la performance, l'ansia da prestazione, esame di maturità, e anche le pressioni sociali, le aspettative della famiglia su un determinato evento importante come il matrimonio. Me le sono lavorate nel corso degli anni queste cose. Infatti ha anche scritto un libro che è Conversazioni con l'inconscio. In che periodo più o meno l'hai scritto, se non è una domanda? No, era il 2021. Sì, 2021 ero in Croazia, ero l'ultima delle vacanze. 2019, ok. Bellissimo. Scusate, prima del Covid, sì. Ma è ancora disponibile questo libro? Lo troviamo? Sì, lo trovi su Amazon bene. in formato digitale perché è un ebook. Bene. È stato pubblicato da Blue Editore, ma lui si occupa solo di libri digitali. Ok. Di cosa hai paura, Monica? Ho paura della paura, scusa l'ossimoro. Che cos'è la paura?
La paura è, dal punto di vista interiore, uno stato di coscienza con un livello di vibrazione estremamente basso. È la paura che è il contrario dell'amore, non l'odio. Dalla paura si generano senso di colpa, senso di inadeguatezza. La paura genera la vergogna, genera il 95% di quelli che sono i blocchi interiori che poi ci impediscono di essere efficaci. Ma scusa, quindi la paura non è necessariamente la risposta, soggettiva a un pericolo contingente immediato? Certo, se torniamo alla biologia, tutte le Mh. emozioni primarie di cui la paura fa parte sono funzionali, hanno un significato di sopravvivenza, infatti sono a carico del sistema nervoso autonomo, non possono essere a carico della mente razionale, non possono essere controllate. In particolare la paura è fondamentale per mantenere in vita l'essere umano perché innesca quelle reazioni di cosiddetti combatti o scappa, fight or flight, che sono fondamentali proprio per prendere una decisione in microsecondi quando sei in pericolo. Ne innesca anche una terza, questa è innescata dall'amigdala che va proprio sulla serie dei neurotrasmettitori del panico, che è il freeze, immobile. Ora, il freezing, che io ho ritrovato poi in tante persone che avevano subito abusi nel passato, è una caratteristica che è utile se ti trovi davanti un orso che ti vuole mangiare perché ti devi immobilizzare, ma nella vita di ogni giorno il freeze non è una reazione funzionale. Quindi, al di là della biologia, a livello interiore bisogna anche saper cogliere i messaggi che le emozioni portano, in modo da comprendere cosa ci stanno dicendo e da, sviluppare una serie di strategie per vivere una vita felice come la vogliamo. Grazie per queste tue spiegazioni, sempre molto, istruttivo parlare con te, soprattutto ascoltarti. Io spero che tu voglia tornare comunque, ne faremo Sarebbe un altre onore. interviste, anche per me. Qual è il tuo hobby? A parte vabbè il canto, abbiamo Canto l'abbiamo capito. smarcato. L'abbiamo smarcato, esatto. Allora, ho studiato fotografia, dipingo lì da autodidatta, adoro viaggiare. Mh. Viaggiare per me è un'esperienza, non prendo l'aereo e vado al Sì, villaggio non fai la qualcosa turista, no, fai la è la proprio viaggiatrice. esatto. Poi c'è il cinema, poi c'è il teatro, vabbè, lasciamo Ma stare. visto che ami viaggiare, dove vorresti vivere? In un posto caldo. Come darti torto. Qual è il tuo rapporto con i social? I social, sono uno strumento tecnologico come tutti gli strumenti in sé sono assolutamente neutri. La differenza la fa chi li utilizza. Io ci sono, sui social per motivi professionali, ho smesso da tempo di usarli per sbandierare la mia vita privata e, da quel punto di vista ci vado placidamente d'accordo. Senti Monica, c'è una cosa che detesti? A costo di sembrare arrogante ti dico di no. Ah, bene, bello invece. Senti, e adesso veniamo alla domanda stupidissima, ma ci diverte. Cosa ti fa ridere? Allora, in linea di massima generale, quei paradossi che si verificano nella vita, per cui, accade il contrario di quello che ti aspetti ed è di una tale ironia che non puoi fare a meno È di ridere. vero. Poi andiamo nel pratico, mi fa ridere il Luna Park, che io adoro, mi fa ridere Davvero? sì, Io lo i detesto. io adoro i parchi a tema, la mia dipendenza segreta una volta l'anno vado. Poi mi fa ridere le barzellette, le serate di indovinelli in famiglia attorno al tavolo, mi fa ridere tutto quello che trasmette entusiasmo, mi fa ridere quello che è comico ma non demenziale. Okay, quindi quando ridi cosa succede? Che mi sento libera, proprio libera. E allora vai con la risata! È troppo bella questa canzone, adoro la Vanoni. Va bene, la salutiamo, magari ci ascolta, non lo so, però io adoro la Vanoni. Allora, parlaci del tuo lavoro, della passione che metti, ma dopo la pausa. Pensa a respirare. Ora abbandona
Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Ben ritrovati, sono qui con Monica Moro, coach di Rete al Femminile. Entriamo adesso, come diceva Enzo Tortora, nel vivo delle trattative e parliamo proprio del tuo lavoro. Che cosa muove il tuo lavoro? La mia passione e il mio profondo desiderio di vedere il mondo pieno di persone felici. Allora, la felicità è uno di quei concetti che per un sacco di tempo, sia dal punto di vista filosofico che psicologico, si faceva fatica a trovargli un significato, lascia stare il dizionario chiaramente, no? È un termine che ha un elevato grado di influenza percettiva individuale, quindi si faceva fatica veramente a trovare una quadra, e negli ultimi anni invece le università di Berkeley e Yale hanno fatto un sacco di survey, scusate l'inglese, e sondaggi sulle loro matricole, lo fanno tutti gli anni, e quello che è emerso è che fondamentalmente quello che è il filo rosso di una vita felice è il senso di scopo, quello di avere un qualcosa che guida tutta la nostra vita e gli dà un significato profondo. Che poi è un po' la stessa cosa dell'ikigai, ormai siamo abituati a sentir parlare di filosofie, no, giapponesi, eccetera, e sono estremamente affascinanti, eccetera. Cioè, ognuno nasce con uno scopo, scoprirlo e riuscire nell'intento è proprio la ragione profonda del vivere. Sì, assolutamente. È un concetto molto importante e anche interessante, perché poi accomuna anche, ho scoperto dopo, tutti gli studi che ho fatto legati alle antiche tradizioni, all'inizio ho fatto per mio interesse personale, dagli sciamanesimi, la Kabbalah, gli angeli, tutti i trattati di Igor Sibaldi, e tutti portano lì la ricerca del proprio senso, la chiamano la propria missione, il proprio scopo. E questo è stato uno dei motivi per cui alla fine ho scelto e ho deciso di fare il Master in Science of Wellbeing dell'Università di Yale, che insieme a quella di Berkeley hanno fondato i principi della psicologia positiva. L'idea è che se si possono fornire alle persone degli strumenti per avere un benessere psicofisico duraturo, prima di entrare nel disagio psicologico, che è già troppo tardi perché lì bisogna intervenire, è molto meglio, perché le persone sono in grado di sviluppare delle abitudini, una conoscenza di sé e di come funzionano, tale per cui sanno scegliere in modo allineato alla loro interiorità. È molto bello, secondo me. Ma quindi scusami, alla base di questo, no, c'è anche cioè si resta un po' senza parole ad ascoltarti, perché sembra, no, che alcuni fatti di cronaca efferati possano essere
prevenuti, cioè nel senso si possa prevenire, ma non quando il disagio si è manifestato, prima che il Sì. disagio si manifesti. Questo secondo me è un punto cioè focale e fondamentale, e vorrei veramente approfondirlo, se non abbiamo tempo adesso, magari un'altra volta, perché davvero noi spesso ci fermiamo sul disagio quando si è manifestato, andiamo a correggere o cerchiamo di correggere. No, c'è la possibilità di proprio anticipare, evitare che si arrivi al disagio, che si arrivi al momento del disastro. Sì. E questo è E fondamentale. e tanto in questo hanno un peso i ruoli che noi, viviamo, interpretiamo, posso dirlo, sì, ogni giorno. Sono tantissimi. Sono moglie, sono madre, sono amica, sono figlia, sono sorella, sono, professionista, sono mamma di gatti, cioè nel senso, ogni Anche di un ruolo, pappagallo ho anche di un scoperto. pappagallo. E questa è un'altra storia che un giorno vi racconteremo. Però il concetto è che in ognuno di questi ruoli non solo noi ovviamente ci comportiamo in modo differente e coerente a quello che in quel momento il loro ruolo richiede, ma ci hanno insegnato come ci dobbiamo comportare. La società, la famiglia, riceviamo una serie di input che ci indicano, instradano in una direzione, e alla fine ci troviamo a perdere un pochino la nostra identità. Nel momento in cui invece ritroviamo la nostra identità, la esprimiamo e rimaniamo integri e coerenti con la nostra identità, è più facile non cadere preda di mi comporto in un certo modo e quindi divento una preda per lo stalker, perché mi hanno insegnato che le donne si comportano in un certo modo. Poi per carità ci sono anche gli uomini stalkerati, però adesso m'è venuta così. Capisci cosa intendo? Certo, quindi quando la miccia è già accesa e il detonatore è armato, è tardi, bisogna prevenire agendo sull'anima delle Sì, persone. E tu con il tuo progetto Evolvere dall'anima, che tra l'altro segui con tuo marito, sì. quindi poi magari ci racconterai anche com'è lavorare in coppia, fai proprio questo perché, attenzione, evolvere dall'anima, non dell'anima, perché è proprio dall'anima che si parte per evolverci. E per creare la vita che rispecchia chi siamo, non chi vorrebbero gli altri che noi siamo. Dalla funzione genetica dell'anima, perché ogni anima ne ha una sostanzialmente. Assolutamente sì. E questo è un progetto che è nato sì con mio marito, con Alessandro Testa, che è lui è laureato in economia, direttore marketing per un sacco di anni, poi è diventato coach, si occupa di business coaching, consulenza di carriera, consulenza aziendale e formazione in azienda. E lui ha una competenze delle core competence molto, molto importanti per il business, e noi ci siamo resi conto che abbiamo iniziato a fare qualche progettino insieme, ci siamo resi conto che molto spesso quando andavamo in azienda le tipologie di problematiche che trovavamo non erano legati a mancanza di competenze, mancanza di buona gestione del tempo, mancanza di organizzazione, mancanza di comunicazione. Alle volte c'erano proprio dei disagi o delle convinzioni, credenze Errate. errate alla base di dinamiche che poi si creavano in A azienda. proposito di questo che è uno degli aspetti fondativi del tuo lavoro di coach, siccome in Rete al Femminile ci sono tante coach, saranno ospiti qua a Pesca dalla Rete, con Monica si è pensato di fare una sorta di storytelling con tutte le coach, di modo che possiamo offrire realmente, concretamente ai radioascoltatori di Radio Libertà come si sviluppa un percorso di crescita verso il cambiamento, verso la consapevolezza, no, è proprio una sorpresa, non spoileriamo, non raccontiamo tutto, però se magari ci vuoi dire 2 o 3 cose, ce ne parli, spieghi esattamente che tipo di lavoro vorreste fare con i nostri radioascoltatori. Tra l'altro non so se la regia desidera aprire le telefonate, eccetera. Monica è disponibilissimo a rispondere alle vostre domande, ma soprattutto quando faremo questo percorso con le altre coach, quindi Monica poi tornerà comunque a trovarci insieme alle altre coach, faremo proprio toccherete proprio con mano cosa vuol dire fare un percorso di trasformazione. Esatto. Allora l'idea è questa, non spoilero cosa facciamo, No. però cosa ci sta dietro? Ci sta dietro che il coaching è una professione sociologica, umanistica, tantissimo legata alla filosofia, la cui efficacia è legata al fatto che è un metodo induttivo.
cioè che non siamo noi a dare le soluzioni alle persone che devono risolvere un problema, ma siamo dei facilitatori perché loro trovino la loro soluzione. Detta così sembriamo tutti uguali, o sbaglio? Sembrate, ma non Ma non lo siete. siamo, No. non lo siamo perché abbiamo dei vissuti personali, delle competenze, dei percorsi di formazione, delle caratteristiche, di personalità, di sensibilità che ci fanno usare strumenti diversi e di conseguenza è bello che queste 1000 sfaccettature della professione del coaching possano emergere. Basta con gli spoiler. Quindi, vi ricordate Gigi Marzullo quando diceva: "Fatevi una domanda e datevi una risposta", no, sostanzialmente tutto parte dalle domande giuste che ci facciamo e il coach ti aiuta a farti le giuste domande. Assolutamente sì, le domande. E guarda, questo me lo dicevano e allora non capivo. Quando studiavo per fare il dottorato di ricerca in immunologia, imparate a fare domande, è da quello che, portate avanti la ricerca. E poi mi ha acceso una lampadina Matrix, il film, quando nella famosa scena in cui Trinity incontra Neo in discoteca e gli dice: "Sono le domande che ti guidano, sono le domande che ti spingono. Qual è la domanda, Neo?" E lui le risponde: "Cos'è Matrix?" Bisogna E imparare a farsi le domande, insomma. sì, sì, assolutamente sì. Quindi il lavoro invece che fai con tuo marito Alessandro Testa, tra l'altro poi ci devi anche raccontare com'è lavorare in coppia con il proprio marito, amore, fidanzato, eccetera. Qual è il tipo di lavoro che fate nelle aziende con i manager e con i leader delle aziende, delle imprese? Allora, abbiamo, deciso di unire le nostre 2 competenze. Le mie sono più legate al lavoro interiore, no, come si è capito fin da adesso, al subconscio, allo scioglimento delle impressioni profonde accumulate nella mente subconscia. Lui ha delle competenze molto più legate al fare. E dopo 20 anni di crescita personale, che ormai son 20 anni che si parla di coaching, il concetto che bisogna fare, agire per ottenere dei risultati ormai più o meno è passato. E, però fare, 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 fare. Come posso fare per ottenere questo risultato? A volte il risultato addirittura acceca, perché ci si focalizza su un'unica cosa e, cosa c'è dietro quell'azione? Quel risultato è veramente quello che vuoi? Che stiam parlando a livello personale o di freelance o di azienda, in realtà c'è un essere che guida il fare. Cosa vuoi per la tua azienda? Cosa vuoi per il tuo business? Da dove arriva quello che vuoi? Ma infatti il tuo lavoro, come quello del filosofo aziendale, sono competenze che sono molto richieste dalle aziende, proprio anche gli esperti di HR spingono proprio sulla figura del filosofo in azienda, perché anche chi ha una formazione umanistica è in grado di concretizzare, è in grado di scaricare a terra le idee, cioè e creare valore per un'azienda. Quindi è molto, importante questo aspetto del tuo lavoro, lavorare con i manager e con le aziende. Io so che cioè sapete anche voi, tante grandi aziende hanno proprio il coach, interno, Sì. non a caso insomma. Sì, a volte, ci sono figure che sono sia psicologi che coach che vengono inserite negli Stati Uniti, questa è divertentissima, questa è una di quelle cose che mi fa morire dal ridere, però è bello che ci sia l'happiness coach nelle aziende. Fantastico. Sì, 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 perché la felicità dei dipendenti è importante perché l'azienda è vero, assolutamente vero. Dipendenti felici, azienda Ma fanno anche yoga della risata? fanno yoga della risata, stanno facendo corsi di meditazione, Fantastico. stanno introducendo mindfulness, tantissime belle cose nelle aziende. Ma allora, indubbiamente recuperare una certa umanità sul lavoro, soprattutto, sul lavoro di noi freelance, noi il nostro lavoro è, in parte, strettamente connesso, quasi oserei dire, passatemi il termine, al nostro stesso respiro. Se io sono nervosa un giorno, rischio di essere nervosa anche sul lavoro. Ognuno deve portare il valore e il suo contributo umano al lavoro, ma noi veramente noi freelance delle volte abbiamo delle grosse difficoltà perché, siamo il nostro direttore marketing, siamo il nostro direttore commerciale, siamo la nostra segretaria, siamo veramente tutto, soprattutto chi come Monica, come me, anche ha proprio lo studio in casa, non stacchi mai, no, perché sei comunque anche,
magari impegnata a fare delle cose di casa, poi ti devi staccare a fare le cose di lavoro, viceversa stai facendo le cose di lavoro, sei chiamata a fare un'urgenza per casa, la vicina che ti chiama, l'amministratore che ti chiama per stato rotto un tubo, insomma sei sempre iperconnessa, no, con il mondo. E qui entra anche quello che mi hai detto, com'è lavorare con tuo marito. Ecco, com'è lavorare col marito? Allora, da un punto di vista, se vuoi, è una sfida sia per la coppia, perché comunque veramente è importante che porti alla massimo della consapevolezza il concetto di mettere dei sani confini, perché altrimenti il lavoro si mangia la vita di coppia. Certo. È una sfida perché le competenze differenti, le visioni differenti, un po' come nella leadership diffusa, devono amalgamarsi, devono allinearsi, se è quello che vogliamo e noi lo vogliamo. E la cosa più bella che ci rimandano i nostri clienti è proprio questa: quando lavorate in coppia, se ci sembra di parlare con una persona sola. Che bello. E adesso siamo in fase di restyling, perché ovviamente lui aveva un'identità, io ne avevo una, adesso stiamo unendo tutto. Adesso il nostro progetto lo trovi appoggiato sul mio sito monicamoro.it, poi pian pianino lo sposteremo nel suo contenitore definitivo. Certo. Senti Monica, di cosa vogliamo parlare ancora? Torniamo un attimo sul discorso di rete al femminile e parliamo di questo concetto proprio di rete, di questa sinergia che si crea. E tra l'altro si creano delle sinergie proprio in modo spontaneo, perché si creano proprio degli incontri. Allora, a parte che noi ogni mese facciamo un incontro, ci si presenta, eccetera, eccetera, ma poi viene spontaneo contattarsi, no, per provare a fare business insieme al di fuori della rete. Ecco, questo è un punto molto importante. La rete non nasce come associazione per fare business. Qualunque iniziativa, al punto che le network marketers non sono ammesse per statuto, e qualunque iniziativa deve nascere da interazioni spontanee, relazioni profonde e essere sviluppata al di fuori della rete. Allora Monica, abbiamo una sfida adesso tu e io, perché abbiamo pochissimo tempo, abbiamo ancora pochi minuti e adesso io voglio che tu racconti, anzi regali, offri ai nostri radioascoltatori dei consigli pratici spendibili nel quotidiano, ma questa per noi è la Mission Impossible! Fatti 5. Di chi ha già vissuto. Canti anche tu allora. Certo. Io ho avuto un Testa come insegnante di canto, ma si chiamava Arturo. Alberto Testa, lo zio di mio marito, scriveva i testi per Mina. Sì, grande di Mina. Dai, Perfetto, andiamo perfetto. allora, dai consigli. Monica, vai con i 3 consigli, vai. Allora, parliamo di distrazione, Vai. che è un tema molto molto potente oggi. Anche Daniel Lumera, che è in giro in questo periodo a presentare il suo libro Fermati e respira, indica che è proprio un tema sentito. Distrazione. Siamo sottoposti a una marea di stimoli, tipo che la tentazione di distrarci da quello che facciamo è aumentata esponenzialmente negli ultimi 10 anni. E una cosa importante: distrazione contiene il concetto di essere tratti verso qualcos'altro. Okay. Quindi, primo punto, perché vengo distratto? Perché ci sono 2 tipi di distrazione: quella del non c'ho voglia e quindi faccio il giochino. Potrebbe essere che quello che invece devo fare non mi risuona, però lo devo finire. Tecnica dei 10 minuti. Mi metto il timer. Guarda che non ne abbiamo 10, No, a casa, nel senso, tecnica dei 10 minuti. 5 minuti, Mi vai. metto il timer con 10 minuti e mi metto a fare per quei 10 minuti, spegnendo qualunque tipo di notifica, quello che devo fare. Normalmente è sufficiente come tempo perché il sistema vada in flusso e entri a focalizzarsi su quel particolare compito, tagliando fuori le altre istruzioni. Poi è importante andare a vedere per quale motivo vengo distratto, quello sì. Vai col secondo consiglio. Secondo consiglio: come sbloccarsi quando si ha un momento di blocco nell'azione, perché tante volte dici devo fare una marea di robe nella mia giornata. Hai presente la to-do list che non finisce mai? Ok. È come voler costruire il muro dell'Empire State Building e tu vedi il muro davanti a te e dici oddio, non ce la farò mai. Un mattone alla volta. Perfetto. Concentrati sul processo. Qual è la ricetta di donna di Monica Moro?
Ama follemente te stessa. E noi sicuramente lo faremo, lo faremo. Grazie a Monica Moro, grazie a tutti voi della radio, grazie radioascoltatori. Vi prometto che Monica ve la riporterò qui in radio con i suoi consigli preziosi. Dalla regia mi dicono che quanto manca? Quanto manca? 4 minuti? 4 minuti, allora ce la raccontiamo su ancora. Dai, un altro consiglio al volo, Monica, su, un consiglio velocissimo. Ah, fantastico! Dai, vai. Aggancia. Allora, se vuoi avere successo nei tuoi obiettivi, dimenticati completamente l'obiettivo e focalizzati sulla soddisfazione intrinseca delle singole azioni. Vabbè, ma fantastico. Perché se non ce l'hai, non ce la fai a fare quella roba lì, Non c'è verso. Quanto vale l'entusiasmo sul lavoro? L'entusiasmo sul lavoro vale non ha prezzo, hai presente come la Mastercard? Cioè, c'è la Mastercard per l'entusiasmo l'entusiasmo non ha prezzo. Ma perché entusiasmo, come ci ha insegnato Alberoni, contiene Dio, enteus. Esatto. È una parola che vuol dire che sei iperconnesso con qualcosa di più forte di te. Sei d'accordo? Sì. E ricordati che anche quando non stai scegliendo, quando pensi di non scegliere, in realtà stai scegliendo. Non si può non scegliere, come non si può non comunicare. Quindi sii sempre consapevole che non aver scelto è un inganno, puoi sempre scegliere quello che è meglio per te. E quindi adesso cosa scegliamo di fare? Andiamo avanti o ci sfumate tra poco? 2 domande ancora possiamo fare, dai, Dai. un'altra domanda. Allora, abbiamo salutato tutte del direttivo, Monica? No, fantastico! Allora, dammi mamma l'occasione di fare ma questa cosa. avevamo i compitini, non li abbiamo fatti. Non Dai, li abbiamo Monica, fatti, no, dai, prima che ci sfumino, per E io favore. sono divergente e sovversiva. Dai, quindi. divergente. Barbara Allora, Damiano, vai. Barbara Damiano l'abbiamo salutata, la nostra press Mia, fantastica, scusateci. Michela Bellomo che è la coordinatrice delle reti locali, Sì? Alessandra Alberti che è la nostra tesoriera, la nostra preziosissima segretaria Titti, che in questo momento il cognome, perdonami Titti, non riesco a ricordarmelo, Elisabetta Zurigo che si occupa dell'ufficio stampa, Manuela Carpaneto che si occupa di progetti come quello che abbiamo fatto oggi e nuove iniziative, Tatiana Murgia che si occupa di preapprovazione degli eventi e tutto quello che è legato appunto a budget da stanziare, cose legate agli eventi che vogliamo portare avanti, Valeria Gennari che si occupa della comunicazione istituzionale e mi pare di averle dette tutte. Io vi ringrazio perché grazie a voi possiamo compiere bene il nostro lavoro. Siete sempre presenti. Io ringrazio te Monica, ringrazio Rete al Femminile, ringrazio la radio, tutti voi, grazie a Giovanni Salussi, a Giulio Cainarca, a Vincenzo De Maio, alla regia Lorenzo, fantastico compagno di questa avventura. Grazie davvero a tutti. È sempre un piacere tornare, ci vedremo ancora mercoledì. Non vi anticipo nulla, non vi dico nulla, ma ragazzi state sintonizzati perché ci sarà un altro lavoro molto interessante di cui parleremo. Tanta roba. Il tanta roba si dice anche chapeau, buona radio a tutti, a presto, ciao, vai con la sigla! Avete ascoltato